Va ora in onda Alta Tiratura con Alessandro Gnocchi. Buongiorno, eccoci siamo ad Alta Fedeltà, scusate, Alta Tiratura. Io sono Alessandro Gnocchi, questa è Radio Libertà. Mi sono distratto un attimo perché sono arrivate in questo momento le classifiche dei libri più letti, ma non di questa settimana, sono i libri più letti dell'anno e non ho ancora i numeri, però posso dirvi che nelle classifiche che compariranno appunto questa domenica o forse la domenica successiva, nelle rilevazioni il libro più venduto nel 2024 è Un animale selvaggio di Joël Dicker, edito dalla Nave di Teseo. E sul podio probabilmente ci sarà Aldo Cazzullo con il suo libro sulla Bibbia e probabilmente al terzo posto ci sarà Gianrico Carofiglio oppure Federica Giannone con La Portalettere, che peraltro è un libro di un anno fa, cioè dello scorso anno, del 2023. Che però ha venduto tantissimo anche nel primo semestre del 2024. Lasciamo da parte le classifiche, passiamo ad altro. Innanzitutto vi voglio parlare di un paio di saggi di storia, sono 2 o 3, perché ci danno spunto poi per parlare di temi di attualità. Allora, uno dei libri che potete trovare in libreria in questi giorni è un libro di Elena Merriman, si intitola Tunnel 29, la storia vera di una straordinaria fuga sotto il muro di Berlino, è edito da Mondadori, costa 22 euro ed è di circa 380 pagine. È un saggio molto interessante, praticamente racconta una storia dell'inizio degli anni 60, quando il muro divideva la città di Berlino. Berlino Est faceva parte del mondo sovietico, Berlino Ovest invece del mondo occidentale. Il muro era stato costruito secondo i comunisti per impedire che troppi cittadini occidentali si riversassero a Berlino Est. Ovviamente il motivo era esattamente l'opposto. Comunque, nel 1962 un gruppo di studenti comincia a scavare un tunnel sotto il muro di Berlino e la cosa è che nessuno di loro ha la minima esperienza per fare questo, eppure si mettono a scavare e riescono a realizzare un tunnel proprio nella Germania Est, che era uno dei paesi più sorvegliati al mondo, dove la sorveglianza era massima. Eppure questa impresa riesce e il 9 maggio 1962 questi ragazzi iniziano a scavare il tunnel. Questo tunnel riuscirà a far fuggire da Berlino Est decine di uomini, donne e bambini disposti a tutto pur di andarsene dal socialismo reale, di cui si dice tanto bene ancora, distinguendolo dal socialismo tout court. No, non vale la distinzione. Il socialismo non è che il socialismo reale era un tipo di socialismo venuto male, realizzato male. Il socialismo reale è il socialismo e il socialismo implica la coercizione, implica la forza, dà tutti i diritti allo Stato e nessuno al cittadino. Il cittadino è una rotella della macchina statale, quindi la differenza tra socialismo e socialismo reale è una bella favola che ci raccontano i propagandisti di sinistra. E passiamo proprio a un libro che ha fatto tanto arrabbiare proprio i propagandisti di sinistra. È un saggio di Ernesto Galli della Loggia, si intitola Una capitale per l'Italia.
per un racconto della Roma fascista, è pubblicato dall'editore Il Mulino e consta di 236 pagine per 16 euro di prezzo. Questo libro in pratica ci fa notare che come dire, Roma era una piccola capitale prima dell'avvento del fascismo. È l'urbanizzazione portata dal fascismo a fare di Roma una vera capitale, perché il regime, diciamo, impregnò di sé vie, piazze, campi sportivi, gli studi cinematografici, fece delle nuove periferie, fece delle istituzioni culturali, costruì cioè rese molto più grandi e più importanti le università. Insomma, fu solo con il fascismo che Roma ritrovò una vera trovò una vera centralità nella nostra vita nazionale. Ecco, questo è il tipico libro che va in controtendenza rispetto ad alcune mode culturali, direi nocive, di questi ultimi tempi, in particolare la cultura della cancellazione. Voi forse ricorderete che ciclicamente, quindi anche non molto tempo fa, salta su qualcuno, un adepto del politicamente corretto, che propone di radere al suolo o di cancellare tutte le tracce del fascismo in Roma, che significa praticamente buttare giù mezza città. Questo libro invece ci fa capire come l'urbanizzazione ehm, fece appunto di Roma una autentica capitale, perché nonostante tutto il fascismo, come dire, seppe conciliare dal punto di vista dell'urbanistica la società di massa e la cultura moderna, e il risultato fu positivo. Lo scrive Galli della Loggia, che di certo non ha simpatie di destra, professore di storia contemporanea, autorevole firma del Corriere della Sera, e diciamo che un altro aspetto interessante di questo libro è questo, cioè questo nuovo modo di costruire non è come dicono i sostenitori della cultura della cancellazione, un panorama di crimini archeologici o urbanistici. Al contrario, è stato un modo di mettere, come dire, in rapporto una città antica con le grandi correnti culturali del Novecento, grandi culturali e artistiche del Novecento, e questo ha dato anche il via alla crescita di un tipo di borghesia che poi diventerà andrà a ingrossare le file della burocrazia e avrà quindi un ruolo fondamentale nell'Italia democratica futura a venire. Adesso voglio tornare su un autore che mi piace citare spesso, che è Max Hastings, uno storico inglese, che ha fatto questo libro, Abisso, Cuba 1962, il mondo a un passo dal conflitto nucleare. Qui sono 28 euro, ma il libro è estremamente corposo, va sulle 600 pagine, e questo è il racconto di come appunto fu sfiorata la guerra atomica nel 1962, tra il 16 e il 28 ottobre di quell'anno. Perché cosa accadde? Accadde che Khrushchev aveva schierato segretamente dei missili balistici nucleari nell'isola di Cuba, costa nord. I missili ovviamente erano puntati direttamente sulle città degli Stati Uniti, e l'America dal canto suo pure aveva installato dei missili in Italia e in Turchia, che minacciavano in maniera diretta il territorio dell'Unione Sovietica. E poi in quell'anno c'era stato anche un tentativo di invasione, la famosa Baia dei Porci, tentativo di invasione da parte degli Stati Uniti, non ufficialmente,
ma questo sbarco, piccolo sbarco, finì male perché dall'altra parte gli isolani, i castristi, sapevano tutto dell'operazione e quindi le milizie che sbarcarono furono accolte e fucilate sostanzialmente e ricacciate in mare. Ma appunto nel 62 accade questo, accade che Khrushchev mette questi missili e per gli americani avere un missile, una testata nucleare a Cuba è come per un italiano se diciamo la Svizzera puntasse un missile ipotetico nucleare su Milano. Insomma, una cosa intollerabile ovviamente per gli Stati Uniti che erano minacciati in maniera importantissima. Qui viene fuori il profilo di John Kennedy, perché è John Kennedy ad avere la borsa in mano, la famosa borsa nera, dentro al quale c'è il tasto rosso che fa partire le testate nucleari. Ehm, fu una, un'escalation. In realtà all'inizio nessuno aveva intenzione di far scoppiare una guerra nucleare, ma fu un'escalation anche diplomatica, di parole, di minacce, e alla fine restava veramente poco, cioè restava veramente, non c'erano più vie d'uscita che non fosse sbaraccare tutto completamente, cioè cedere sia da una parte sia dall'altra. E questo fenomeno, che poi è il principio della deterrenza, in questo caso fu applicato con successo e quindi Khrushchev rinunciò ai missili e Kennedy rimase con i nervi saldi e non fece partire nessuna testata nucleare. Il bello della scrittura di Hastings è che Hastings è uno studioso serio, molto documentato, ma è anche un abile scrittore, per cui è il classico autore di libri di storia che non voglio dire si leggano come un romanzo perché è un brutto cliché, ma che comunque ti tengono legato alla pagina e ti fanno apprezzare fino in fondo, conoscere e apprezzare l'argomento di cui il libro si occupa. In questo caso la guerra nucleare mancata, per fortuna, a Cuba nel 1962. Non è neanche il caso che vi faccia notare quale quale similitudine, quale vicinanza abbiano questi fatti a quelli che abbiamo visto di recente in Ucraina. Anche lì, in sostanza si tratta di decidere dove vanno fissati i confini della NATO e dove vanno fissati i confini della Federazione Russa e quindi di dove si possono mettere delle armi che minacciano direttamente il territorio altrui. Ne è uscita una guerra, non solo per questo motivo, ma anche per questo motivo che forse è quello prevalente, e ne è uscita una guerra tragica di cui forse si iniziano a vedere gli spiragli per una possibile pace. Proprio nella giornata di ieri Putin ha detto che la guerra forse si può anche fermare. A questo punto vi lascio con un brano, per un momento, con un brano degli Aphrodite's Child, che sono un gruppo greco degli anni 60 che ha avuto un grande successo anche nel mondo del pop. E era il gruppo di un grande musicista che poi tutti conosceranno con il nome di Vangelis, e gli Aphrodite's Child fecero questo disco assolutamente inaccettabile per la casa discografica per cui lavoravano. Si intitolava 666, è il numero della bestia nell'Apocalisse. Era una riduzione dell'Apocalisse in musica, era completamente diverso dai singoli pop che gli Aphrodite's Child avevano fatto fino a quel momento. La casa discografica lo fermò per un anno, fermò il disco per un anno. Vangelis non volle fare un passo indietro e impose la pubblicazione del disco così com'era. L'anno successivo uscì, non ebbe un grandissimo successo, ma questo disco poi
è cresciuto con il passare degli anni, è diventato un long seller, è amatissimo soprattutto da chi segue la musica cosiddetta progressive, e in questo brano sentiamo arrivare i Cavalieri dell'Apocalisse. Bene, abbiamo sentito una parte di questo maestoso brano Four Horsemen dal disco 666, 666, numero della bestia nell'Apocalisse, e proprio dell'Apocalisse adesso vi voglio parlare, perché è uscita sta per uscire anzi, una nuova traduzione fatta da Monsignor Gian Antonio Borgonovo, il massimo esperto di Bibbia che abbiamo in Italia, e questa nuova traduzione è accompagnata da un apparato storico e poi filologico che ne fanno l'edizione, diciamo, di riferimento, se vogliamo capire di che cosa stiamo parlando quando parliamo dell'Apocalisse. Innanzitutto c'è una cosa che mi ha colpito, è che questo libro, che noi siamo abituati a leggere in fondo alla Bibbia, no? È il testo che conclude, ehm,
in realtà non fu subito accettato come testo biblico, anzi per molto tempo in alcune versioni della Bibbia fu escluso, non era presente. Ma sono tante le sorprese di questo testo che pure tutti bene o male conoscono, no? Per la storia dei sigilli, per la storia della grande puttana di Babilonia, per lo scontro con la bestia che esce dal mare, insomma. Ci sono tante immagini e anche tante espressioni che sono quasi, che sono entrate quasi, tante espressioni che sono diventate quasi proverbiali e che giungono da questo grande libro. Questo grande libro è una visione, è la visione di un profeta itinerante, cioè normalmente viene attribuita a San Giovanni, Giovanni Apostolo, ma in realtà Giovanni Apostolo nulla c'entra. L'autore di questo libro era un profeta itinerante, cioè un profeta che non aveva una chiesa propria, ma che viaggiava all'interno di un certo numero di comunità, 7, il numero che è un numero magico probabilmente non è casuale, 7 comunità diciamo che si affacciavano sulla sponda meridionale del Mediterraneo, Turchia e Grecia, diciamo così. Quest'uomo era appunto profeta itinerante, non era l'unico in quei tempi, ma quali tempi? Ecco, qui c'è un'accuratissima ricostruzione che spiega il milieu, cioè non solo l'anno, ma anche l'ambiente culturale in cui nasce nasce l'Apocalisse. Beh, ci sono dei riferimenti interni al testo che ci fanno capire che questo testo probabilmente risale al primo secolo d.C. e in particolare potrebbe essere stato scritto subito dopo il regno di Nerone. E quando diciamo Nerone, diciamo la bestia 666, perché se leggete con attenzione il testo dell'Apocalisse, si dice che la bestia ha un numero che bisogna calcolare con intelligenza, è 666 questo numero, ma questo numero si riferisce a una persona precisa, e questo lo possiamo apprendere grazie agli studi di numerologia applicata alle lettere, all'alfabeto, che è una dottrina, diciamo, giudaica estremamente complessa. Se noi applichiamo appunto questo tipo di disciplina, veniamo a scoprire che la bestia 666 è Nerone stesso, perché all'epoca era già considerato come il più grande persecutore di cristiani fino a quel momento. Siamo quindi, per dare una data definitiva non è possibile darla, però siamo tra l'81 e il 96 d.C. La città di cui si parla in continuazione nella prima parte dell'Apocalisse, la città normalmente viene identificata con Roma, ma in realtà non è Roma, è Gerusalemme, e anche questa è una novità che esce dagli studi di Monsignor Borgonuovo. Quindi diciamo abbiamo un libro profetico scritto da una persona reale che si rivolge ad altre persone reali, cioè ai fedeli delle 7 comunità che sono citate all'inizio del libro, e che però fa una profezia. Ma in che senso si può dire che fa una profezia? Non è una profezia alla Nostradamus, il Biscione scenderà a Roma, eccetera, eccetera. In realtà nel mondo, in quell'ambiente culturale che è giudaico-cristiano, la profezia è un'altra cosa. La profezia è interpretazione della storia che poi conduce eventualmente a un esito
che era implicito in quello che è accaduto in precedenza. Quindi è una profezia solo in questo senso, ma è una profezia comunque importante. E la cosa che forse dobbiamo chiederci davanti a questo libro è: com'è possibile che un libro scritto appunto da un uomo in particolare per un ambiente particolare abbia poi avuto una risonanza universale, cioè sia stata accettato da tutti come uno dei grandi libri sapienziali della tradizione giudaico-cristiana. Monsignor Borgonovo lo spiega benissimo, cioè ci fa vedere in sostanza che quello che Giovanni vuole trasmettere è che, come dire, i re e gli imperatori passano, re e imperatori che sono evocati in maniera molto chiara per un iniziato, diciamo così, e questi imperatori, questi insomma il potere terreno, la politica, il potere terreno è momentaneo, va, tramonta, viene, risorge, muore un impero, ne nasce un altro, muore un re, ne nasce un altro, ma alla fine ciò che conta è l'arrivo e l'apoteosi del Messia, cioè il ritorno del Messia, che non è un ritorno che sarà immediato, ma come dire, Giovanni vuole rassicurare i fedeli. È vero che non avverrà domani la seconda venuta di Gesù Cristo e del Messia, ma arriverà, e quindi la storia che noi stiamo vivendo è una storia che non si risolve in se stessa, ma che tende a questo finale in cui Gesù tornerà a giudicarci. Ehm, Un'altra degli aspetti incredibilmente affascinanti di questo libro è diciamo il suo aspetto iniziatico, diciamo così. Una domanda che ho avuto modo di intervistare oggi il cardinale Borgonovo, e una delle domande che gli ho fatto è questa, cioè ma se Gesù dice che bisogna dire sì sì e no no, cioè parlare chiaro, perché un testo come questo invece nasconde la verità dietro una serie di immagini drammatiche? E questo appunto, la risposta è stata che non è che li nasconde, anzi li espone, ma espone la verità, le rivelazioni, ma è come dire, lo fai con un linguaggio criptato che naturalmente i fedeli delle 7 comunità potevano riconoscere però facilmente. E perché si cripta un messaggio? Si cripta un messaggio per non essere riconosciuti, per non essere presi, per non essere perseguitati, ad esempio. E si cripta anche per un altro motivo, diceva, ovvero si cripta perché è un tipo di sapere che richiede lo sforzo del fedele. Il fedele deve impegnarsi nel capire, la rivelazione è lì, ma non ci è regalata nell'ottica di Giovanni. Ce ne dobbiamo noi impadronire attraverso lo studio e la preghiera insieme agli altri uomini che compongono la nostra comunità. L'Apocalisse è uno dei libri più citati e che hanno più permeato la cultura pop anche, ne abbiamo avuto un esempio prima con il disco di Vangelis, e questa edizione che costa 23 € è di Luni Editrice e sono 128 pagine, direi che meglio di qualunque altra cosa sia stata pubblicata in merito, spiega veramente ogni dettaglio e fa capire anche la portata universale di questo testo affascinantissimo. Concludo con una cosa che è un appunto linguistico. Un'altra delle cose particolari di questo libro è che è scritto in greco, ma è stato pensato in ebraico, cioè in sostanza lo scrittore era
parlava la lingua ebraica, ma ha dovuto scrivere in greco perché il greco era l'inglese di quell'epoca, no? Era la lingua franca che circolava ovunque. Questo ha dato anche adito a una serie di fraintendimenti, perché voi pensate, il 666 di cui si diceva prima, che è stato al centro di dischi, libri, culti e idiozie varie ispirate al satanismo, in realtà potrebbe anche essere un 616, perché dipende da quale lingua stiamo prendendo in considerazione, se l'ebraico di partenza o il greco di arrivo. Quindi alla fine poi è 666, ma ci sono tanti manoscritti che riportano invece un altro numero, 616. Allora, che il numero della bestia sia incerto, a me sembra una cosa divertente, interessante. Vi do appuntamento a questo punto alla settimana prossima e vi saluto.